Piove sul bagnato e il Veneto è fradicio di acqua, fradicio di fango, fradicio di lacrime. Le zone alluvionate tornano a una lenta e sofferta normalità. La gente si rimbocca le maniche al mattino e lavora senza sosta fino a sera. Bisogna fare in fretta. I fiumi e i canali sono rientrati negli argini, ma ringhiano ancora, gonfi, alti, pericolosi. I muri delle case sono bagnati, c'è puzza di muffa, l'umidità, si lamenta qualcuno, ti entra nelle ossa. Eppure si va avanti, perché c'è sempre un futuro in cui credere, nonostante i mobili da buttare, nonostante gli appartamenti da ristrutturare, nonostante le piccole piogge continue tra uno squarcio e l'altro di sole. Cattivi presagi. Le strade non sono ancora asciutte, che già le previsioni parlano di 9 temporali nelle prossime ore. La giornata peggiore è lunedì. Torna l'allerta, torna la paura, perché quando si è feriti arriva sempre qualche sciacallo pronto a divorarti. Da che mondo è mondo, tra crolli di macerie, neve, valanghe, quando rimane solitaria una casa è per forza appetibile per sciacalli. Sono cose personali, ci dispiace anche se portano via anche 2 paia di scarpe che siamo riusciti a salvare, voglio dire, perché non abbiamo più niente. Gli sciacalli girano tra le rovine dell'alluvione. A Caselle e a Tencarola più di 5.000 persone hanno subito danni e sono 250 le abitazioni invase dall'acqua e dal fango. Ci sono stati tentativi di furto sulla roba che le famiglie hanno messo ad asciugare all'aria aperta. A Battaglia Terme 2 uomini dell'Est sono stati bloccati dalla polizia municipale mentre portavano via un frigorifero e un televisore distrutti dall'esondazione. Perché anche in natura gli sciacalli questo fanno. Cercano cibo tra i rifiuti e le discariche. C'è una guerra fra poveri e quindi c'è una guerra fra poveri, ecco. Nelle strade alluvionate l'allerta resta massima. A Battaglia Terme c'è un pattugliamento continuo dei volontari della protezione civile e dei carabinieri. In questi giorni siamo stati protetti. Abbiamo la tutela dei carabinieri che sono sempre stati presenti da quando è partita l'alluvione fino anche a tutt'oggi, l'avete visti, sono qua e girano, continuano a chiederci come state. C'è gente che addirittura, alcuni del corpo dell'arma vogliono dare 5 fuochi, l'altro la poltrona, insomma una cosa che io non ho mai visto in 50 anni, io ho 50 anni. Insomma, l'emergenza continua tra il pericolo sciacalli e la minaccia dei fiumi e del maltempo. Il Veneto però guarda avanti, disperatamente avanti.